Iacum, servitor di Dio e del Signor Gesù Cristo, alis dodis tribus dispierdudis pal mond, salut. Fradis, quanco patis ogni sorte di provis, chiappailis come la ionde più grande, savint che la prove de vostre fede e fasnassi la pazienza. La pazienza che colme in voaltris la sovore, par cossedis rifinis, a puest condut e cence che us manchi nuie. Se qualchidun di voaltris al manchi de sapienze, che gli domandi a Dio, lui al da aduc cence calumie e cence imputà, e gli sarà dade. Alla però di domandale con fede, cence colpe, perché quel che la colpe alle come l'onde dal mar, che l'aiar alle mov e alle alce. Che non si illudi di ve alc dal Signor un uomo di queste fatte, un uomo ballarin, che non la fermece in nessun de sos voris. L'uomo di condizione basse che si indallegri quando le alciat, il Signor quando le sbassat, perché al passare a tanche la rose de erbe. Allieve il sorelli col suo forgor, e al far secchiare le erbe e le rose cole, e tutta la sua bieleccia va in noie. Così in che il Signor si flapissirà te sos cumbinis. Fortunato l'uomo che al tendur in te prove, perché una volta vinciuta la prove, alvarà la gioia de vite che il Signor ora in promettude, a chi che vuole in ben. Nessun, quando l'è tentato, non l'ha di dì, alle il Signor che mi tente, perché Dio non poliesi tentare dal mal e non tente nessun. Ogni dun invece tale tentate soppassionate, che l'utire e lo stressine. Poi la passione arrivata in bastie e parturisse il pecchiat, e il pecchiat m'addressut al fanassi la muerte. Non steita la fur de strade, fra di smei chiars, ogni buon regal e ogni don rifinit al ven di alt e al vegnu dal pari de luz, che non gambia mai e che non svaria in noie. Lui ha voluto farnos nassi mediante le parole de verità, perché fossin la flor de sos creaturis. Lo saveis, fradis mei chiars, ogni dun calzetti svelta ascoltà, pegrit al fevelà e lenti t'arrabbiassi, perché la rabbia dall'uomo non colme la giustizia di Dio. Buttai de bande dunque quel che non va, duci vansums de tristerie, e accettate con ubbidienza la parola che gli è stata plantata in voaltris e che può salvare i vostri animis. Vi ho detto di essi di che mettono in pratica la parola e non dome che le ascoltino, imbrogliassi di besoi. Perché se un dome ascolta e non mette in pratica la parola, è precisa un uomo che la sua musa in un spieli. Al pene che si è spielato, si va e si dismente dal momento mucagliere. Quel che invece si spiele, te legge, perfette di libertà e gli resta fedele, non come un uomo che ascolta e poi il dismente, ma come un che le mette in pratica, che alchiaterà la sua allegria e tal mettila in pratica. Se qualchidun al cro di vera religione e non tem frenare la sua lingua, all'indiana la sua coscienza e la sua religione non va a noie. La religione monde e senza maglis denan di Dio ne strippari e gli è cheste. Vi odi dei warfins e dalle vedues e sta guardas di ogni sporchietà di quest mondo.